10 campioni olimpici veneti per tenere a battesimo la nuova sede del CONI regionale alla curva sud dello stadio Euganeo, una prestigiosa realtà dove coabitano una ventina di federazioni sportive, dove è stata inaugurata anche una mostra permanente dedicata alle 54 medaglie d'oro olimpiche che il Veneto ha dato all'Italia. Campioni senza tempo che hanno segnato la storia dello sport. Un numero molto importante e impressionante che ci pone al secondo posto in Italia come movimento sportivo, e quindi è un grande orgoglio come veneti, dirigenti dello sport del Veneto, di dire che siamo i secondi, e questo a merito dei 200.000 volontari che lavorano nella nostra regione, delle migliaia e migliaia iscritte a tutte le discipline sportive. Una carrellata di medaglie d'oro, da Franco Testa, oro nel ciclismo a Roma nel 60, Olimpiadi che portò sul gradino più alto anche il pugile Francesco Repiccoli nei pesi massimi, Roberto Zandonella, campione di bob a 4 a Grenoble nel 76, la veneziana Antonella Ragno, oro individuale nel fioretto nel 72, seguendo le orme del padre Saverio. Ci sono volute 4 Olimpiadi per vincerne una, perché avevo fatto già 2 medaglie di bronzo, mi era sfuggita a Tokyo in uno spareggio scatenato, e poi è stata l'ultima spiaggia perché ero già sposata, avevo un bambino, eccetera. Però mi sono riscattata perché ho battuto tutte quelle che mi avevano fatto soffrire, che mi avevano fatto del male, diciamo. E anche l'attuale deputato Marco Marin, oro nella sciabola squadre a Los Angeles 94. Lo sport italiano ha un grande merito, che vince sempre, è una potenza a livello mondiale, la continuità è garantita soprattutto dalla passione, dal volontariato, dai dirigenti, dai tecnici, dagli atleti, dai genitori, da tutti quelli che si prodigano per far sì che i ragazzi facciano tanto sport. Poi ne arriva uno ogni milione, ma in Italia arriva sempre, quindi anche ai prossimi Giochi Olimpici saremo protagonisti. I campioni hanno autografato le immagini e non si sono risparmiati, tra loro Pierpaolo Ferrazzi, oro canoa fluviale Barcellona 92, e la 2 volte campionessa Francesca Bortolozzi, Barcellona nel 92 con la sciabola, Atlanta 96 col fioretto, e Marco Galeazzo che sta preparando la nuova corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo aver conquistato 2 ori ad Atene nel 2004 e a Londra nel 2012. Ed infine il mitico canoista Rossano Galtarossa, 5 Olimpiadi all'attivo e il sogno dell'oro ottenuto a Sydney nel 2000, ora nel direttivo veneto del CONI. Insomma, tutte le medaglie d'oro sono a disposizione, saranno tra l'altro a disposizione dei giovani, degli studenti, delle scuole, per fare delle visite guidate dove alcuni di noi campioni olimpici saremo a disposizione per raccontare loro un po' cosa significa andare alle Olimpiadi, perché come diceva giustamente il professor Polchio, l'Olimpiadi è un'altra cosa. Noi siamo dirigenti sportivi, amiamo vedere le vittorie, vedere vincere le medaglie, però vorremmo che la cultura sportiva entrasse nelle scuole. Cos'è la cultura sportiva? Amare lo sport, andare via dai pericoli che ci sono della strada, dalle deviazioni che ci sono sociali in questo momento e una modernità che sta avanzando in maniera impressionante, usare meno il telefonino, l'iPad, correre, divertirsi, diventare uomini e donne sani di una grande Italia.